Racalmuto è un paese orfano delle istituzioni locali. Il sindaco Totò Petrotto si era dimesso in estate perché coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. Appena un paio di settimane fa a casa anche il Consiglio Comunale, ma in forza di un decreto voluto dal governo firmato dal Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Oggi il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri ha fatto tappa nel paese della Ragione, già nel paese di Leonardo Sciascia, ed è proprio a lui, racconta il titolare del Viminale, che ho pensato quando mi sono trovata sul tavolo la relazione redatta dalla commissione prefettizia. Mi ha preso un mezzo colpo perché ho detto Racalmuto, il paese di Sciascia, ma come si fa a toccare il paese di Sciascia? Racalmuto, veramente mi ha fatto male. Però poi ho letto le relazioni, l'ottima relazione dell'ottimo prefetto di Agrigento, e ho letto quello che c'era scritto e ho capito che non potevamo farne a meno. Non potevamo farne a meno, ma nel filmato ho detto, ma Sciascia di tutto questo che cosa avrebbe detto? Io sono convinta che Sciascia alla fine ci avrebbe capito, perché poi Sciascia era l'uomo che veramente ha creduto e ha combattuto contro la mafia. Anna Maria Cancellieri è arrivata a Racalmuto intorno alle 11, prima tappa al comune dove si è soffermata per qualche minuto all'interno dell'aula consiliare, alla presenza tra gli altri del prefetto di Agrigento Francesca Ferrandino, del viceprefetto Gabriella Tramonti, che è alla guida della commissione nominata dal governo per reggere per almeno 18 mesi le sorti del comune, e degli altri rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vertici della procura di Agrigento e Palermo. Le comunità locali debbono sapere che i contatti con la mafia sono in ogni caso sconsigliabili, perché esistono mezzi giuridici come lo scioglimento degli organi rappresentativi che possono servire a sanare, ad eliminare queste situazioni. Il ministro dell'Interno si è poi spostato nel vicino teatro Regina Margherita, solo pochi istanti, e poi via lungo il corso principale per visitare la statua dello scrittore racalmutese. Quindi Anna Maria Cancellieri ha raggiunto i locali della Fondazione Sciascia e da qui ha voluto lanciare un appello ai racalmutesi. Allora io chiedo, istituite una consulta cittadina, fate un movimento, fate dei movimenti, costituite un gruppo, fate in modo che la voce del popolo sano, del popolo giusto possa arrivare alla Commissione. E nel corso della cerimonia presente idealmente anche lo scrittore empedoclino Andrea Camilleri, il quale ha fatto pervenire un messaggio al Ministro. Ecco un passaggio della lettera. Il messaggio che lei, raccogliendo l'invito degli uomini di cultura, di Confindustria Sicilia e dei cittadini onesti, rappresenta un concreto atto di sostegno a quanti lottano perché la malapianta della mafia sia definitivamente estirpata. Sono diversi i punti che hanno portato il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, il Consiglio dei Ministri, a sciogliere il Consiglio Comunale di Racalmuto. Lo scioglimento è stato disposto ai sensi della normativa antimafia, spiega Palazzo Chigi in una nota. I commissari prefettizi che hanno ispezionato insieme ad un trappello di investigatori e funzionari il Comune di Racalmuto ha riscontrato una diffusa situazione di incompletezza del carteggio e una irregolare tenuta degli atti e della documentazione amministrativo-contabile relative alle aggiudicazioni. La commissione di indagine ha individuato comportamenti omissivi e di violazione alle norme di legge, con un distorto uso della cosa pubblica con risorse pubbliche attribuite a soggetti e imprese riconducibili agli ambienti del crimine organizzato di stampo mafioso. Si fa esplicito riferimento ai lavori e alle forniture assegnate alla ditta Sedil e alla società Euroscavi SNC. La ditta Sedil, riconducibile alla famiglia Cino di Racalmuto, peraltro risulta essere stata sottoposta al sequestro dei beni ai sensi della normativa antimafia con decreto del Tribunale di Agrigento. La società Euroscavi SNC di Racalmuto ha un capitale sociale di 105.000 euro che è diviso in parti uguali fra i fratelli Calogero, Edoardo, Giovanni e Vincenzo Sferrazza. I fratelli Sferrazza sono inoltre fratelli di Giuseppe Alfredo. Giuseppe Sferrazza il 3 luglio del 93 veniva sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS per la durata di 2 anni e 2 mesi, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Dal 2006 dunque le pesanti controindicazioni a carico di Giuseppe Alfredo Sferrazza erano ben note all'amministrazione comunale racalmutese. Ciò nonostante il comune di Racalmuto ha affidato lavori e forniture alla Euroscavi SNC, società di proprietà amministrata proprio dai fratelli di Giuseppe Alfredo. In virtù di questo si ritiene che nel comune di Racalmuto si sono avuti diversi casi di affidamento di pubbliche commesse
forniture e lavori a ditte considerate di fiducia o reputate meritevoli di affidamenti diretti e nei confronti delle quali sono emerse circostanze che direttamente o indirettamente le riconducono a personaggi gravitanti in contesti delinquenziali mafiosi. Le irregolarità e violazioni di legge illustrate di volta in volta nelle analisi delle singole procedure di affidamento sono, a parere della commissione di indagine, indicative dei favori accordati, con conseguenti ingiusti e indebiti profitti, dalla civica amministrazione di Racalmuto alle ditte Sedile e Euroscavi, anche dopo che i relativi titolari o strettissimi congiunti dei titolari erano stati tratti in arresto nel 2006 e nel 2007 per reati di mafia. Appare qui appena il caso di sottolineare come la massima espressione dell'organo consiliare, ossia il Presidente del Consiglio Salvatore Miliotto, sia stato testimone di nozze al matrimonio di uno dei figli di Nicolò Gino. Miliotto è stato testimone di nozze al matrimonio celebrato il 6 ottobre del 2010 fra Luigi Gino, figlio del condannato all'ergastolo per mafia, con Maria Concetta Bello. Altro testimone di nozze è Marianna Mendolia, nipote di Nicolò Gino. Peraltro il decreto di sequestro dei beni della famiglia Gino ha riguardato anche beni intestati ad Amelia Gino. La commissione prefettizia è arrivata alla conclusione che l'amministrazione comunale di Racalmuto operava in un contesto socio-territoriale che risultava essere notoriamente inquinato dalla presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, nonché da indiziati mafiosi.